Ed eccoci di ritorno qui all'Argentario, dove si torna sempre molto volentieri. Dovrei anche citare le puntate precedenti qui attorno all'Argentario, il Pellicano, stella Michelin, poi 2 stelle Michelin, Relais Château, albergo più bello del mondo, eccetera eccetera. Cala Piccola, quindi qua in cima proprio all'Argentario, però in effetti venendo qua, come dire, il colpo d'occhio chiaramente insomma è sempre notevole, quindi quando si arriva e c'è questa che è una laguna, mi sembra, di Orbetello, no? Sì, Che è proprio dove ci troviamo in questo momento. Ecco, sì, da una parte la laguna e dall'altra il mare. Ecco, quindi devo dire quante volte siamo passati, un po' abbiamo in effetti sbirciato queste zone che un po' sono diciamo di acqua dolce forse. No, la laguna è Salmastra. È Salmastra. Sì, sì. E comunque c'è anche la parte del Tirreno che è un'assoluta chicca dell'albergo che ci sta segnalando la guida Michelin, anche se non sono tornati gli alberghi, ma potrebbe ritornare con l'edizione prossima 2024, dove già c'è il vostro ristorante, il suo ristorante, non so. C'è anche sulla guida, sì, segnalano solo i ristoranti, sì, ecco, quindi, sì. Però in Francia già sono tornati appunto gli alberghi dopo praticamente 2 edizioni in cui sono spariti, però è chiaro che ci sono ristoranti negli hotel. Ecco, sì. Ecco, quindi per fortuna. E quindi qui abbiamo l'oste dispensa di Sorci Stefano. Di Sorci Stefano, che è suo genero. È mio genero. Ecco, quindi lei non è Sorci di no, cognome. No. Però è di Spoleto, siete di Spoleto. Mia madre è nata a Campello sul Clitunno, era nata, e quindi sono per metà umbra, sì. Però il resto della famiglia è toscana, dalla Miata. Ah, ok, perfetto. Quindi bene, ora siamo con la signora... Io mi chiamo Grazia Pastorelli. Grazia Pastorelli, che gestisce questo albergo. Vorrei sapere un po' la storia, perché è un bel albergo e anche abbastanza unico con la spiaggia. Non ci sono spiagge praticamente qui nella questa litoranea, questa striscia che divide il Tirreno appunto dalla laguna diciamo che questa dell'Argentario. Questa è una spiaggia unica, sono 9 chilometri, però come hotel direttamente sul mare ci siamo solamente noi e il Lido, che è poco più avanti, ed è da lì che comincia la nostra storia, per questo l'ho nominato, perché il mio babbo lo gestiva come affittuario. Pastorelli? Sì, mio babbo Pastorelli, lo gestiva come affittuario e poi si è inventato, insomma, di comprare questo fazzoletto di terra e cominciare a costruire come si faceva una volta, insieme col nonno, con lo zio. C'erano solo gli ombrelloni, cosa c'era? All'inizio no, lui è nato come albergo, lui voleva fare l'albergo. All'inizio aveva 4 camere, ma insomma quelle c'erano. La spiaggia qui davanti c'è sempre stata, poi piano piano ha costruito un pezzo per fare ovviamente da mangiare, perché all'epoca, già ora non è che ci sono tante strutture. Stiamo parlando dell'anno 1952, quando tutto cominciò. Quindi bene. Quindi un po' alla volta vi siete allargati. Sì, l'ha costruito un pezzo per volta. Che poi forse non è ancora finito, perché vedo... No, adesso... Ora per un po' non si può più... No. Ora per un po' basta, abbiamo fatto una ristrutturazione sostanziale, abbiamo cambiato praticamente tutto. Quindi hotel Villa Ambra, perché la mia nonna si chiamava Ambrogina e mio babbo si era inventato di chiamare appunto Ambra questo posto in onore di mia nonna. Bene, quindi una bella soddisfazione, penso a notizie di essere entrati appunto sulla guida Michelin 2024, anche perché non è che entrano tutti, ecco, quindi qualcuno magari c'era, adesso non c'è più, quindi è una, diciamo, selezione molto accurata. Anzi, citiamo anche un locale a Grosseto che veramente ha avuto questa bella sorpresa, sono contentissimi, e quindi è un piacere poi, come dire, sentirli, perché insomma una volta c'era la stella Michelin, no? Sì. Come dire, si esultava solo per quello. In realtà anche essere con l'indirizzo, con questi ristoranti, tra l'altro, dove ancora, io lo dico sempre, si mangia, perché al ristorante si va anche per mangiare, ecco, quindi poi è chiaro che ci sono questi
gastronomici, questi stella, 2 stelle Michelin, 3 stelle Michelin, sono un insieme, un'esperienza chiaramente sicuramente molto interessante, ma immagino che il grosso numero delle persone ancora va al ristorante per mangiare. Sì, sì. Quindi ecco, come funziona questo oste della dispensa? Perché voi chiaramente siete un albergo, avete gli alloggiati e chiaramente penso che la cosa più bella, almeno io se fossi un cliente venissi anch'io qui, mi fermerei, non mi muoverei. Anche perché di solito in questi alberghi che hanno il ristorante poi c'è anche un menù che cambia tutti i giorni per i clienti chiaramente, oltre chiaramente a una carta. Ecco, nel vostro caso? Infatti ci sono 2 linee, nel senso c'è la carta normale, quella la Gran Carte che presenta a tutti gli ospiti, e invece per quanto riguarda gli ospiti dell'albergo c'è una carta ridotta che cambia tutti i giorni, nella quale l'ospite può scegliere direttamente al tavolo come fosse al ristorante, insomma non è che ci sono differenze in quel senso, è sempre tutto cucinato secondo le modalità di Stefano, secondo i prodotti che lui sceglie che poi una volta c'era qualche altro che lo faceva. Sì, abbiamo sempre fatta la pensione. Sì, no, e anche un po' di ristorante per gli esterni. C'era, ecco, infatti la cosa, il primo emendamento, diciamo, degli alberghi in riva al mare, ecco, quello di avere questo menù come le pensioni di Bellaria e Gea Marina, con queste signore che cucinano, hanno questi menù che cambiano almeno per 3 settimane. Ecco, spero che ci siano ancora clienti che si fermano così ancora a lungo, perché forse una volta c'erano anche quelli che facevano un mese, però penso che i tempi siano un po' cambiati. Adesso ti fa 10 giorni, è già una bella soddisfazione. Poi dei piatti parleremo con lo chef, che chiaramente la colpa è la sua, ecco, quindi chiaramente lui è il colpevole di tutta questa cosa, però insomma ci fa piacere sottolineare che ci sia quindi un albergo con un bar, con la licenza di Sali Tabacchi, e poi avete anche, aspetta mi sta sfuggendo qualcosa, la spiaggia. Sì, la spiaggia la notavo, l'edicola. Ah, sì. Vedete anche l'edicola? Sì. Anche perché normalmente comunque ci sono i giornali alla mattina chiaramente che si leggono, più si possono anche acquistare, settimanali, eccetera eccetera, quindi insomma più forniti di così. Anche perché siamo abbastanza lontani da tutto, quindi avere quel minimo di... Certo. Per gli ospiti insomma fa piacere, anche per le ville intorno. Che, insomma, anche perché vedevo che di fianco in effetti c'è una casetta dove praticamente quasi se ne fregano che ci sia la spiaggia dietro. Non so se hai mai visto quei film francesi, quelle belle ville dove escono, c'è la spiaggia e ti chiedi dov'è quel posto. Ecco, quindi qui vedo che i proprietari delle ville molto tranquillamente sono affacciati nella strada che porta qui. Tra l'altro, ecco, cosa bellissima, avete questi posti di parcheggio, ecco, quindi è chiaro che parcheggiare qui è complicato, non è cosa semplice, però vi siete attrezzati, avete 2 parcheggi? Sì, abbiamo il parcheggio. Per gli ospiti dell'albergo, purtroppo per il resto non ce la facciamo ancora, però stiamo lavorando un po' anche con i nostri amministratori per vedere di avere un parcheggio pubblico, anche se non è possibile. Sì, perché chiaramente la spiaggia è accessibile anche per gli esterni, il ristorante è appunto idem, e tra l'altro a parte il ristorante di Socci è aperto tutte le sere e sabato e domenica a pranzo. Anche venerdì. E venerdì, sabato e domenica, quindi a pranzo, gli altri giorni funziona chiaramente il vostro snack bar, insomma c'è sempre qualcosa. Comunque il baretto sulla spiaggia dove si può mangiare sempre qualcosa che poi continua anche quando è aperto il ristorante cosiddetto è un'offerta gastronomico, è un'offerta completamente diversa, certo. Lì è più tra virgolette paninoteca, diciamo, quello che si fa anche nei grandi alberghi, quindi lo snack, ecco, quindi questi soprattutto per club sandwich, ecco, cose di questo tipo. Veramente anche lì bisogna chiaramente saperli fare bene. Da noi in Romagna sono le piadine. No, noi non si fa. Non si può, perché chiaramente la piadina è romagnola. Non si fa. Quindi, però fanno panini di vario tipo, il classico tagliere, tante insalate di vari sapori. E sono abbastanza richieste. Diciamo che a pranzo adesso la gente mangia quel pochino e magari la sera invece si sfoga un po'. E poi la sera fanno anche gli aperitivi, perché c'è questo meraviglioso tramonto, che ci sono persone al ristorante che in questo momento sì, anche da ora in poi,
e poi gli aperitivi fino a che non tramonta il sole. Certo a luglio si va un po' più alle lunghe, ora le giornate si sono accorciate, ma comunque diciamo che tutti i ragazzi hanno trovato la loro collocazione. Quindi Villa Ambra categoria hoteliera 3 stelle, ma penso che possa essere tranquillamente anche un 4, un 3, Noi siamo non so. persone tranquille. Nel senso che non c'è comunque qui, non c'è neanche concorrenza, ecco, quindi per quanto vi concerne, quindi inutile alzare e pagare più tasse chi ce lo fa fare. Infatti... Ecco, e quindi i clienti possono usufruire, ecco, delle belle camere con vista, tutte con la vista. Purtroppo no. No, però cioè ho vista Tirreno, ho vista comunque, ho vista Giardini. ecco, comunque c'è sempre un, no? Abbiamo fatto, sì, infatti adesso tutte le camere sono munite di balcone. Bellissima anche la montagna, perché il Monte Argentario è un monte. Sì. Il fatto di avere davanti Porto Santo Stefano, dall'altra parte Talamone. Questi 3 cap che si allungano è una cosa assolutamente unica. Sì, è vero, sì. Siamo in un bel posto, abbiamo avuto fortuna. Complimenti. E quindi Villa Ambra, adesso l'ingresso appunto nella Villa Mission, ci sono altre cose che possono essermi sfuggite. Beh, insomma, vedo che comunque anche Slow Food li considera, quindi... Ma quello è sempre merito di Stefano. Esatto, usa questi prodotti sì. di grande qualità, molto probabilmente i prezzi, mi sembra che capire, sono calmierati, nel senso che rientrano un po' anche nel Big Gourmand, insomma, che con, non so, 39 euro si può cenare e prendere 3 piatti, tipo entrée, plat, come dicono i francesi, e dessert, penso che sia. Sì, all'incirca, ora io non sono proprio dentro però sì, diciamo che applica dei prezzi onesti rispetto a quello che si vede in giro e rispetto alla qualità che offre. E la colazione? La colazione invece viene servita al bar della spiaggia, dove viene preparata tutte le mattine, quindi si apparecchia appositamente, e viene gestita da ragazzi invece che hanno il bar e la spiaggia, che sono gli altri. Perché lei in realtà è la capa. Io sono la mamma, vedi, questi sono 3 figli. Sì. Ecco, poi c'è il genero che è il cuoco. Il genero che è il cuoco, e invece i ragazzi si sono associati e gestiscono i 2 bar e la spiaggia, e quindi offrono anche le colazioni. Cerchiamo insomma di dare un pacchetto il più completo possibile, per quanto siamo piccoli, però insomma andiamo verso, come posso dire, un po' di miglioramento, cioè di offrire un servizio sempre più completo. La stagione parte a Pasqua, immagino. Sì, normalmente anche maggio per noi è un bel mese. Quest'anno purtroppo è stato un brutto tempo, ha fatto freddo e non si è lavorato poco. Se no noi da Pasqua diciamo che si comincia. Quindi maggio è stato tragico in Romagna per l'alluvione, ma in generale ha fatto danni, sentivo anche altri in effetti, e quindi si va avanti anche perché noi siamo nella parte, diciamo, invernale, dove praticamente viene servita la colazione appunto nel momento in cui chiaramente non c'è più il sole come ad agosto, mentre invece in questo periodo si può chiaramente farla in terrazza. Sì, che è insomma molto gradita dagli ospiti, la vista mare. Noi diciamo, abitando qui sappiamo che è importante, ma insomma diventa quasi normale. Certo. Ma chi ci viene per una settimana devo dire che ci dà delle belle risposte. E quindi la colazione qui al Monte Argentario, sull'Argentario, di cosa si compone? Ma è una colazione, diciamo, quella classica continentale, si offre un po' di dolce, un po' di salato. Quindi comunque a buffet. È a buffet, sì. E poi volendo uno può ordinare anche a parte qualcosa di preparato al momento. Ecco, che possono essere uova? Sì, essenzialmente uova e toast, poco più. Diciamo, la cosa notevole di questa colazione è che si sono organizzati con un ragazzo che gli porta prodotti propri, quindi consegna yogurt freschi, latte fresco per questa, proprio appositamente per la colazione, prodotti che adopera anche Stefano in cucina, perché e anche degli ottimi formaggi, nonché di yogurt, sempre di questa ditta. Per quanto riguarda le marmellate invece si servono da una ditta biologica che è la Selva, che è sempre qui vicino. Si cerca di fare appunto con i fornitori locali, anche per quanto riguarda le verdure, la frutta, dei piccoli produttori.
e insomma si cerca... Chiaramente il croissant, il cornetto, non so. Sì, il cornetto, vabbè, quello arriva dalla pasticceria. No, è ovvio, però non lo stavamo dicendo, perché il bello, diciamo il bello un po' anche di andare, perché qui c'è un bar, ecco, quindi il bello di andare al bar, il bar della spiaggia, che c'è, come dire, la pasticceria che arriva dal pasticcere, sì, dal pasticcere. che finisce di fare le cosiddette paste, se si dice così anche qua, le brioche, ecco, praticamente di notte arrivano praticamente, fresche, quindi questa, da noi, non so se anche qui ci sono anche i bomboloni. Sì, anche qui. Ecco, perché Toscana. Noi l'unica cosa che ci chiedono bomboloni con la cioccolata, da noi non li fanno. E qui fanno no, neanche, devo dire anche da noi, però so deve chiedere con quel devo... comico delle parti di Viareggio, Forte Rimarmo, il Panariello, so che è apparso anche in film, o comunque il regista. Non mi piace appunto... tanto il Betello, il Panariello. Ho avuto una brutta esperienza al Betello. Perché lui è più di là. No, al nord. Sì, è venuto per fare uno spettacolo e nessuno l'ha andato a guardare. È lì ma quando era ancora sconosciuto? Molto giovane, quello lo sappiamo, perché veniva da noi in Romagna, debuttò in Romagna con degli spettacoli e frequentava anche San Patrignano e guardava di nascosto Renato Zero, che lo copiava, no? Ecco, quindi, questa è storia di cui... esatto, adesso sono fratelli gemelli. Dopo le cose sono cambiate chiaramente. E quindi aveva detto che Renato Zero è un frequentatore qui c'è la casa? Ecco, dalle parti di Cala Piccola, come anche Raffaella Carrà, eccetera eccetera, e quindi insomma devo dire, per quanto mi concerne, sono rimaste appunto un po' le mie zone anche dopo il Covid, anche se sembrava appunto che non fossero più ritornati, quindi con molto piacere. Viva l'Argentario, Villa Ambra, in modo particolare questo albergo lo potrei già mettere fra i 3 stelle di categoria alberghiera più belli del mondo. Ne abbiamo uno anche in montagna, ce n'è già uno che è più o meno come voi, però è praticamente a Moncenisio. Tra l'altro questo albergo è presente nella guida francese segnalato a Moncenisio, tra l'altro è un 3 stelle nonostante il proprietario abbia di fronte anche un 4 stelle, però hanno scelto quello, si chiama Anova, quindi Anova e Ambra, Terra Nova e Ambra, sempre con l'A. Ecco, quindi, l'ho detto perché è vero, perché dice tutte le volte, dice l'hotel più bello del mondo, però in effetti ancora non abbiamo ripetuto nulla. In Francia abbiamo trovato anche il 4 stelle più bello del mondo in assoluto, che si chiama Treson, e quindi qui abbiamo quello a mare, in spiaggia, ecco, che ancora non ci era capitato.